Laura Rizzi, un grande coinvolgimento, una grande partecipazione anche a questo Student Day del 2019. Sì, effettivamente quest'anno abbiamo registrato oltre 5.500 presenze, di cui 2/3 attraverso iscrizioni con le scuole, gli altri oltre 1.500 iscrizioni singole, partecipazione ai test ammissione, alle prove, alle simulazioni dei test ammissione e ai laboratori per oltre 1.000 studenti. Quindi un grande coinvolgimento che ovviamente ci rende piacevole l'evento stesso e ci dice forse abbiamo lavorato nella giusta direzione, perché trovare tanti ragazzi che vengono a conoscere UniUd prendendo la corriera, arrivando anche da territori che non sono facilmente raggiungibili da Udine, ovviamente è una soddisfazione. Lo Student Day 2019, come tutti, vuole essere gli Student Day, essere un momento di apertura. Venite a conoscere l'Università di Udine, venite a conoscere i suoi laboratori, le sue sedi. Tant'è vero che quest'anno abbiamo installato una stanza dedicata ai video delle sedi universitarie, perché ci siamo resi conto che i ragazzi arrivano al polo scientifico, ma l'Università di Udine è caratterizzata da veramente tantissime sedi, una più bella dell'altra. Quindi conoscere UniUd vuol dire conoscere tutti i suoi spazi, tutte le sue situazioni, tutte le sue realtà e i suoi laboratori. Questa edizione dello Student Day è ancora più dedicata a un linguaggio tra pari, quindi la presenza dei tutor lo conferma, i tutor sono agli stand, i tutor sono studenti nostri che hanno 2 o 3 anni più degli studenti che arrivano e che danno i loro consigli, raccontano le loro esperienze. Non solo, domani mattina ci saranno i testimoni, di nuovo studenti nostri, di nuovo ragazzi che comunque possono creare un linguaggio tra pari con i ragazzi che arrivano. Perché ci siamo resi conto che i ragazzi delle superiori, che sono del triennio, quindi terzo, quarto, quinto anno, comunque hanno un orizzonte temporale ancora piuttosto corto, piuttosto dedicato ai successivi anni, e quindi chiamare come testimoni laureati ed eccellenti con posizioni occupazionali eccellenti vorrebbe dire portare un testimone lontano. Il ragazzo delle scuole superiori ha bisogno di capire cosa potrà scegliere, come potrà farcela, che risultati avrà, come dovrà affrontare i primi anni all'università. Quindi le domande sono molto concrete, sono molto a breve termine e il linguaggio deve essere tra pari.